Bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Gorizia presenta il progetto U-Poll. Vediamo l'ora di cosa si tratta. Dal 15 maggio sarà attiva anche a Gorizia U-Poll, la nuova app della Polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura anche in via anonima. Se si è testimoni o se si è venuti a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti, U-Poll nasce per consentire ad ogni cittadino, giovane e meno giovane, di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, perché abbiamo bisogno di cittadini sempre più consapevoli che si facciano partecipi del sistema sicurezza. La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella formazione civica dei ragazzi, con U-Poll desidera coinvolgere gli adolescenti e responsabilizzarli sul rifiuto del consumo della droga e di ogni forma di violenza, realtà che troppo spesso restano sommerse e che sono fonte di emarginazione e grande sofferenza. L'utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso alla sala operativa della provincia nella quale si trova. Tra altre cose, proprio domani mattina in Questura a Pordenone verrà presentato U-Poll proprio all'attenzione anche dei cronisti del Pordenonese. Raffaele Padrone, lui è il vice segretario della FSP Polizia, ben ritrovato. Allora Padrone, la strada giusta questa per sensibilizzare i cittadini su problemi importanti come quello del bullismo, la violenza e la droga, ma dove stiamo andando a finire contemporaneamente? Ma innanzitutto ben venga anche il progetto che, come lei ha preannunciato, mi pare che domani avete questa conferenza nei nostri uffici, la possiamo vedere perché è un'opzione, se la riescono a inquadrare, è un'opzione che sicuramente... Ecco, metta dritto proprio il telefono, perché altrimenti... È un'opzione che sicuramente va a favore del cittadino perché c'è un maggiore controllo anche da parte delle forze dell'ordine sulle segnalazioni che voi potete fare. Questa è la chiamata di emergenza che veniva identificata nel servizio poco fa e sicuramente ci dà una mano perché sapete che le chiamate possono essere anche anonime e le dico che da Venezia è arrivata una chiamata alcuni giorni fa. Ecco, siamo riusciti a salvare una persona che tentava il suicidio a Catania, quindi pensate come gira questa app in una velocità in cui ci può dare un aiuto anche come forze dell'ordine. Lei parlava di bullismo, io so che su questo argomento ci sarebbe da discutere tantissimo, potremmo fare una trasmissione proprio su questo. Quello che invece è grave è che dopo neanche 15 giorni, 20 giorni che c'è stata una grossa retata da parte degli operatori della Polizia di Stato a Parco Querini, si è ripetuto la medesima azione da parte di un minore di 15 anni, questa volta di nazionalità italiana. 3 minori mi sembra, che sì, sono stati attenti. in due giornate diverse, ma l'ultimo era proprio un quindicenne, quindi parliamo di ormai ragazzi che sono stati infestati da questi signori che vengono qui a 35 euro al giorno e non sanno cosa fare tutto il giorno. Le dico che sui verbali, quando sono stati fermati, alcune di queste persone hanno dichiarato: questo è il nostro lavoro. Cioè, siamo pusher di professione. Ecco. Questo è il nostro lavoro, noi stiamo lavorando, quasi quasi li abbiamo disturbati nel loro esercizio delle pubbliche funzioni. Non lo so, mi viene da ridere su questa cosa, ma non c'è nulla da ridere se non da piangere. Quello che volevo dire è che prima di entrare in studio leggevo di una notizia che ancora un'altra aggressione ai danni delle forze dell'ordine, una del 7 maggio e una del 12 maggio, una su un collega che era intervenuto in un convoglio in provincia di Lecco mentre si trovava in treno. C'è stato il solito nigeriano, l'hanno arrestato perché sono stati arrestati, che è venuto contro il capotreno perché gli aveva chiesto il titolo di viaggio.
Ovviamente ha cominciato ad andare in escandescenza, è intervenuto il collega, purtroppo ferito anche in questo caso, e fortunatamente arrestato un gruppo di 10 persone, tra cui questi soggetti che avevano attaccato e aggredito direttamente il poliziotto. E l'altro ripeto il 12, quindi oggi siamo il 14, 2 giorni fa, in Sicilia, nel porto dove arrivano queste persone, a Pozzallo, ecco, non ricordavo esattamente la località, a Pozzallo, anche là un cittadino appena sbarcato aggrediva una assistente sanitaria, è intervenuta la polizia, questo ha ricominciato ad andare in escandescenza e ha malmenato tra l'altro uno dei 2 poliziotti intervenuti. Ma perché dico questi episodi? Perché quello che grido da anni, da tempo, che mancano questi protocolli di intervento e quindi i colleghi si sentono sempre indifesi, cioè nel momento dell'aggressione, tant'è che questo non è stato carcerato, cioè questo è stato arrestato, ma non è stato carcerato, il che vuol dire che questo continua e continuerà a delinquere. Questo è il problema di quello che noi viviamo in città. E vedete che i controlli anche in città, se lei l'ha visto perché lei chiede ed è in contatto con l'ufficio stampa, si faccia mandare i controlli con il nuovo questore, sono triplicati questi controlli perché chiede che ci sia un maggiore controllo, ma poi alla fine non si manda via nessuno. Questo è il vero problema. Siamo riusciti a mandare via l'altro giorno. Andiamo sul territorio. Sì, ma vede l'ipotesi. Ma se non si ricava nulla. Vede l'ipotesi. Noi siamo riusciti a mandarne via uno al centro di accoglienza a Bari, il giorno 10 siamo riusciti a imbarcare uno di questi soggetti. Il problema è che parlando con i colleghi e con le agenzie, questi biglietti per andare, noi li paghiamo, noi che accompagniamo 2 persone per accompagnare un delinquente, li paghiamo interamente, cioè questi sono partiti e sono andati lì con un biglietto normale. Se il viaggio poi è internazionale, io ho sentito biglietti da 9.000 euro a testa dei poliziotti, più quello del bandito. Quindi cosa ci costa ogni volta accompagnare un soggetto di questi? Perché poi è facile, non si trovano le risorse per pagare i poliziotti, ma si trovano 9.000 euro per pagare il biglietto e andare via. Cioè questa è la gravità e la paghiamo noi contribuenti, compreso noi le forze dell'ordine, ma compresi chi ci ascolta dall'altra parte. Meditate allora. E ovviamente con la meditazione di Raffaele Padrone, con lui ci vediamo come sempre la settimana prossima, soprattutto il suo è un monito, anche perché siamo ormai da anni che predichiamo questa situazione. Dal 2008 io qui, ecco, dal poi 2008, vediamo. Poi sono subentrato anch'io e quindi ecco, però è da anni che proprio riflettiamo su questa situazione. Perché è facile fare, direttore, scusi che andiamo fuori orario, ma è facile fare i programmi a tavolino quando al Parlamento, al Ministero ci fanno le proposte, fermate, arrestate, non ci sono le macchine. Mandate via e non si può mandare via. Cioè il collega cosa fa? Ma cosa deve fare? Se interviene troppo violentemente viene denunciato e vai a casa senza stipendio. Cioè vedete c'è il gatto, no, che si morde tra la cose, coda. Cioè, sono cose. L'altro giorno con dei suoi colleghi dell'Arma, ma siamo tutti sulla stessa. Io parlo polizia, ma tutti insomma massimo rispetto anche per chi porta la divisa. Inseguimento. Speroni l'auto. Gli accertamenti. Speroni l'auto, quindi vuol dire che si rompe la macchina. Bravissimo, gli accertamenti chi paga? dicono che la colpa è stata tua, ti paghi la macchina in toto, dalla A alla Z. Dalla A alla Z. Con che spirito lo fai? E le dirò di più, se uno di noi va in una qualsiasi agenzia assicurativa a chiedere la famosa assicurazione sui danni procurati, non ti assicurano perché sei delle forze dell'ordine, attenzione, perché se cominci a fare sparatoria, tu lo devi fare la sparatoria, quindi non è detto che tu non sia quello che provoca la sparatoria, no? Perché ragionano in questo senso, non hai un'assicurazione come polizia di Stato, cioè come poliziotto o carabiniere, quello che è, quindi fino a che il danno lo riesci a pagare, se no te lo trattengono dallo stipendio.
tocca fare un finanziamento in banca per pagare la macchina di quello che l'aveva rubata, Bravissimo. perché la macchina e la non macchina è tua di servizio che è danneggiato, quindi altro che mutuo. E ti scrivono sul groppone, come si dice in gergo, quindi hai anche Oltre un al danno, processo la beffa, abbiamo disciplinare. già capito, dai, abbiamo già capito. Dove andiamo? Ci vediamo la settimana prossima, Grazie a grazie voi. intanto a Raffaele Padrone, vice segretario della FSP Polizia di Stato. Serie di incidenti stradali nella destrattagliamento.